Trevisan, com'è la situazione a via Cairoli? È peggiorata rispetto all'ultimo periodo? È drammaticamente peggiorata. La chiusura delle vie ha drammaticamente peggiorato la situazione in generale e soprattutto ha messo me e la mia famiglia in gravi condizioni di pericolo. Lei in questo momento non è a Padova. No, sono stato a denunciare alcuni eventi che sono accaduti nelle ultime settimane dai carabinieri. Questi si sono sostanzialmente dichiarati impotenti nell'immediato e mi hanno suggerito almeno per qualche giorno di lasciare casa. Per quale motivo? Ho subito numerose minacce e anche alcune aggressioni. Ho chiesto di poter essere difeso, ma non ci sono i mezzi e quindi non ci sono gli strumenti e quindi mi è stato suggerito di lasciare Padova. Quando le dicono che non ci sono mezzi, che cosa intendono? Ma guardi, l'altro giorno, passando davanti alle finestre, mi lanciavano dei sassi, gli spacciatori sotto casa. Consideri che le mie finestre sono esattamente dove c'è la telecamera di videosorveglianza delle forze dell'ordine. Ho chiamato il 113 perché intervenissero, il 113 mi ha passato il 112, il 112 mi ha detto che non c'erano mezzi da mandare e quindi non è venuto nessuno. Senta, nei prossimi giorni lei comunque si incontrerà anche con le forze dell'ordine. Sì, io sto cercando di parlare con tutti per chiedere aiuto, senz'altro per la questione generale di ordine pubblico, ma anche per la mia questione personale. Io non vivo da solo, ho dei figli piccoli, c'è mia sorella con altrettanti figli piccoli e da buon padre di famiglia mi devo preoccupare prima di tutto della loro incolumità. Oggi io non mi sento affatto sicuro e non mi sento protetto.